Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Una nuova puntata di Made in Polesine, miei cari, sta per iniziare anche questa settimana, come sempre su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Abbiamo trascorso un'altra settimana, te lo chiedo tutte le volte. Leandro, tutto bene? Tutto bene, tutto sì. Procede, tutto sta andando bene e quindi siamo qua. So che sei impegnatissimo, come sempre, perché siamo anche sotto votazioni, infatti oggi ne parliamo, esatto, quindi perché sappiamo che domenica si vota in provincia di Rovigo a Rosolina e Ceregnano, ma questa è un'altra storia. Vabbè, dai, prego. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine e adesso andiamo subito a leggere i titoli che andiamo ad affrontare questa settimana. Il primo, sindaci e promesse, a proposito di elezioni. Poi, Teatro Ferrini Adria. Poi parleremo anche di Dinner Club, bel programma. E ancora, Apogeo Fucina di Talenti. Ultimo, ma non ultimo, VIP e elezioni. Ok, questi i titoli di oggi. E tra poco iniziamo la puntata di Made in Polesine. Così rientrati e siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Il primo titolo, come preannunciato, parliamo di sindaci e promesse. Allora, sappiamo, l'abbiamo detto anche in apertura, che si vota il 3 e il 4 di ottobre, quindi domenica e lunedì, per alcuni consigli comunali, in particolar modo nel nostro territorio Rosolina, c'è Ceregnano nel Medio Polesine, c'è Chioggia, la vicina Chioggia, e c'è Cavarzere. E quindi che considerazioni dobbiamo fare? Io mi sono mangiato tutti i vari comizi, tutti me li sono fatti per lavoro, quindi non è che io sia così predisposto. Sì, però insomma si deve fare. Allora, tutti gli aspiranti sindaci, i candidati sindaci hanno detto tutti questa storia qua: saremo i sindaci di tutti. Se domani vinco io, non c'è problema, bussate alla mia porta e io ci sarò. Tutti l'hanno detto, proprio destra, sinistra, centro-destra, centro-sinistra, alla destra, alla sinistra, poi vai in comune a chiedere qualcosa. E il sindaco non c'è. Oggi non c'è, o meglio ancora, anche oggi non c'è. Oppure, io anche per lavoro sai che ho qualche numero di sindaci, quando non ti vogliono rispondere, ma anche se gli mandi una raccomandata, una PEC, non ti rispondono. Quindi, che dire, facciamo un appello ai futuri sindaci: se volete avere credibilità al 100%, dovete che quando un cittadino, io capisco che molti cittadini, io per primo forse siamo rompi maroni perché poi probabilmente dal sindaco si va perché hai la buca davanti a casa, hai il vicino che ti rompe le scatole, hai l'asfalto che il mio vicino ce l'ha, io non ce l'ho, o la gallina zoppa. Cosa facciamo? Nel senso che a volte ci sono proprio delle minchiate, esatto, sì. E quindi effettivamente, però d'altronde non è che uno gliel'ha ordinato il dottore di fare il sindaco, fai il sindaco e devi essere. Allora, siccome che, come ripeto, tutti indistintamente quelli che ho sentito, e ne ho sentiti a Iosa, perché mi sono beccato tutti i comizi a Chioggia, tutti i comizi a Rosolina, tutti i comizi a Cavarzere, quindi Ceregnano me la sono risparmiato. Ma sei bravino, però è un sacco di pazienza. Non ce la facevo più. Ma detto questo, ma tutti l'hanno detto: noi saremo i sindaci e se domani vinciamo noi, quelli che non ci hanno votato avranno lo stesso un amico qua in comune. Brisa vera, come dicono Mosufraresi, dicono così. Non è vero, perché dopo io, per esempio, mi piacerebbe registrare dei fuori onda delle volte, ma purtroppo non posso, anzi la prima cosa che mi dicono: hai spento la telecamera? La prima roba che mi dicono. Però fuori onda uno ha detto: ma tuo figlio si è presentato per l'altra lista, come puoi pretendere che adesso io ti faccia dei piaceri? Ma se fino a un secondo fa hai detto che sarai il sindaco di tutti quanti. Vabbè, quindi sindaci, futuri sindaci oppure sindaci confermati o quello che è, sappiate che è giusto
che alle parole corrispondono anche i fatti. Cioè, stiamo facendo una campagna elettorale noi per i sindaci a livello generale, insomma, in questo caso. Adesso non abbiamo fatto nessun nome, nessun cognome, appunto, non abbiamo fatto assolutamente nessun riferimento, è giusto che sia così, insomma, però insomma, sappiamo che dopo, però ecco, alla fine è un appello che facciamo ai sindaci futuri, che quando dite sarete sindaci di tutti, perlomeno quando uno vi chiama rispondete, oppure quando uno vi cerca in comune che ci siate, che sì. molto spesso non ci sono. Vabbè. Ma questa è un'altra storia. Comunque auguri a tutti gli aspiranti sindaci che prossimamente saranno gli amministratori che futuri, lunedì sera sapremo dei nostri paesini, dei nostri paesi qua limitrofi, insomma, ecco. Tra l'altro nell'ultimo post che diremo parleremo anche di VIP ed elezioni, e anche lì solite promesse. vabbè, comunque dai, questa è un'altra storia. Allora, breve pausa, torniamo per continuare Made in Polesine. Siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Vi ricordo, ogni giovedì tra le 13 e le 14 siamo naturalmente in diretta, e poi il sabato mattino tra le 11 e mezzogiorno la differita, praticamente la replica. Cosa mi dicono? Mi dicono, ma un botto su Dio Magnare? All'una sto mangiando, sì. E quindi non vi posso. E poi all'una c'è anche il telegiornale TG5. Vabbè. Cambierà orario, tu che sei l'editore. Siamo in concorrenza con dei macigni. Sì, sono indecisi se guardare il canale 5 o ascoltare noi. Insomma. Vabbè, dai. Beh, comunque. Non è detto che non si possa poi, come hai detto tu, anche cambiare orario. Te lo sto chiedendo. Vabbè. Da 320 puntate. Valuteremo anche questa eventualità. Tu devi fare il politico e il sindaco. Hai la stessa sindrome. Vabbè, dai. Parliamo del prossimo argomento. Teatro Ferrini, Adria. Allora, cos'è il Teatro Ferrini? Il Teatro Ferrini è una bomboniera, come l'ho definita io e come l'ha definita anche il nostro ospite che ci ha accompagnato, che è Marco Doatti, direttore artistico e anche direttore di questo teatro, ed è un teatro ad Adria, dal 1914, è il teatro più antico, penso, no, della provincia di Rovigo forse no, perlomeno di Adria sì. E quindi perché ne parliamo? Perché appunto abbiamo intervistato, siamo andati a fare un giro assieme a Marco Doatti, che sta cercando, appunto, direttore artistico, di rivalutare questo teatro, ma non solo, di rivalutare anche l'importanza culturale di Adria. Abbiamo sempre detto, Adria, che se ne dica, forse la città più importante di tutta la provincia, anche di Rovigo. Forse Arco Polesine può controbattere questo, però dal fatto che abbia dato il nome al Mar Adriatico, dal fatto che già 600-700 anni prima della nascita di Cristo era famosa ed importante, e quindi merita le attenzioni che ogni tanto gli riserviamo. C'è una battuta, e questa te la butto lì, sì, che dicono: Dio ha fatto Adria bella e interessante, e dopo, siccome si è accorto che era troppo bella, ha fatto gli Adriotti. Ha fatto... questa è cattiva, però è cattiva, però insomma, per i nostri amici di Adria che ci ascoltano, insomma, sappiate che però sappiate che per una battuta io mi farei ammazzare. L'ha detta intanto lui e poi è una cosa fatta, insomma. No, è un amico. Non l'ha inventata. No, è un amico, mi piace che scarica il barile sul sottoscritto, ti voglio bene. Grazie. Vabbè, detto questo, allora io vi consiglio, a parte che c'è anche una programmazione importante dopo i problemi della pandemia che hanno dovuto interrompere 30 serate, però hanno ripreso la programmazione, quindi io vi consiglio, se vi capita di andarla a vedere, un bel Teatro Liberty, ci sono dei mosaici, delle cose interessanti da vedere, bello. L'unico problema è che è molto piccolo, perché tiene 150 posti, ma proprio è già questo senso di bomboniera. E visto che Adria ha un teatro sociale importante, eccetera, ma che purtroppo per questioni di costi l'amministrazione che ce l'ha in gestione non riesce a fare spettacoli o altro, molto spesso si riversa nel Ferrini, e quindi onore al merito a questa istituzione e onore al merito all'amico Marco Doatti che ci ha appunto ospitati. Bene, abbiamo allora di fatto concluso anche questo argomento. Noi a questo punto ci assentiamo veramente un cincinì, come diciamo, ci beviamo un caffettino e poi torniamo. E poi siamo qua. Stavolta paghi tu. Va bene. A tra poco. Sempre noi, quelli di Made in Polesine, io Davide Stefanelli, lui Leandro Maggi, e adesso un altro titolo molto interessante, parliamo di Dinner Club, bel programma.
Allora, su Prime Video è partito un nuovo programma, ci sono già 5 puntate registrate, quindi chi ha l'abbonamento Prime, che sarebbe la televisione di Amazon, se per esempio chi ha l'abbonamento Prime per farsi portare la roba, automaticamente c'ha anche Prime Video. Prime Video, sì. E questo è già un bel lavoro. Hanno fatto questo programma che secondo me è bello, proprio simpatico, fatto bene, divertente. C'è Cracco che è il famoso chef, ha 7-8 ospiti, la Litizzetto, c'è Battantuono, c'è la Ferrini, c'è Fabio De Luigi, c'è Mastrandrea, c'è l'altro attore importante che non mi ricordo più come si chiama. E fatto sta che la prima puntata era sul Delta del Po, anzi sul Po, non sul Delta del Po, perché hanno cominciato da Fellonica, che è in provincia di Mantova, e sono arrivati nel nostro territorio. Naturalmente una capatina sulle ostriche rosa, che sempre di più stanno diventando un'attrattiva e una eccellenza del nostro territorio. Ma quello che mi ha fatto veramente piacere e ridere, ma mi sono divertito, quando sono andati al mercato di Pila del pesce. A parte che a me Fabio De Luigi fa morire, lo trovo di una simpatia e di una comicità bella che mi piace molto. Però sai che a Pila dovevi schiacciare il bottone per partecipare all'asta e c'era, l'hai visto il filmato? No, non l'ho visto, poi mi immagino già la scena. Io ho messo qualche scena su Made in Polesine, su leandromaggi.com, e praticamente c'erano i commercianti di pesce del nostro territorio, che tutti li conosciamo, che fanno parte delle varie strutture importate, Finpesca, Veneta Pesca e altre attività che noi conosciamo, quindi conosciamo bene questi personaggi. Che ci fosse la televisione non gli poteva interessare di meno, anzi gli rompeva pure i marroni. E quindi parlavano in dialetto, trattavano il pesce, si litigavano tra di loro. Quindi se vi capita veramente di guardare questo programma, io lo trovo fantastico. Sai che molto spesso parliamo che i programmi televisivi fondamentalmente c'è un abbassamento della qualità grande, invece questo qua è fatto bene, proprio mi piace, e mi piace che abbiano iniziato col Po, quindi con il nostro territorio, da Fellonica in giù, arrivando appunto sul Delta. Hanno fatto un giro nella sacca di Scardovari, hanno decantato le varie qualità, hanno fatto in un cason della sacca, no, forse un cason di Boccasette, penso di sì, o di Pila, i bisatti in umido. Buonissimo. No, proprio bello Sì, come sì, programma, sì. vi consigliamo di vedere. E come sempre noi polesiani siamo straordinari. Quando un giorno ci accorgeremo che siamo troppo forti, forse riusciremo a fare quel famoso salto che non riusciamo a fare. Ancora a fare, sì. Perché forse ci va bene così, non so. E forse ci va bene così. Volare basso, sei. Sì. Volare basso, diceva uno che strisciando non si inciampa. Esatto, sì. Ma però mangi molta polvere. Però mangi molta polvere, però non inciampi. Dai, ci sentiamo tra pochissimo. Quelli di Radio Diva e anche quelli di Made in Polesine Web TV. E adesso un altro titolo, naturalmente questo è Made in Polesine, Apogeo, Fucina di talenti. Allora, innanzitutto cos'è Apogeo? Apogeo è la casa editrice di Adria, fondata da Paolo Spinello, che adesso è inglobata nell'associazione REM, e che io ho avuto il piacere di conoscere. Forse hai capito che sta settimana ero a Adria. Un po' sì. Sì, quindi Adria e Rosolina. L'ho intuito così. Vabbè. Non lo so. E quindi l'Apogeo è questa casa editrice. Molti dei nostri scrittori si sono appoggiati a questa casa editrice, riesce naturalmente a produrre libri interessanti di poesie e di quant'altro, e anche a fare molto spesso anche il salto nazionale. Sappiamo che le case editrici piccole molto spesso sono penalizzate, non rientrano nei circuiti famosi, Mondadori, Feltrinelli eccetera, però parlando con Paolo Spinello ci diceva che alcuni titoli, uno tra tutti quello dell'amico Diego Crivellari, sta facendo il salto per andare anche sul mercato nazionale, quindi ben venga. Già adesso ha venduto più di 1000 copie, che per un libro stampato, prodotto e con un tema fondamentalmente polesano è tanto. È già un buon risultato. Quindi, buonissimo. Tra l'altro citava Paolo Spinello altre case editrici, non ultima la casa editrice di Taglio di Po, la DM di di Laila Manangoni, e non ultima un'altra casa editrice di Rovigo, che magari adesso è un po' in stand by, però ha fatto cose importanti ed imponenti, e quindi anche a livello culturale il nostro territorio sta crescendo fortunatamente. Questo chapeau a tutti quelli che riescono a fare, nonostante
i numeri, che i nostri numeri sono decisamente più bassi di altri, anche come numero di persone che possono fruire sì. di una cosa. Parlando con un editore di un giornale, diceva le stesse cose che fanno, non so, a Padova, a Treviso, da noi facciamo la doppia fatica e soprattutto non riusciamo a trovare gli sponsor adeguati per farlo. Noi come radio lo sappiamo, che altre radio simili alle nostre vendono spazi pubblicitari al triplo, hanno meno difficoltà, quindi fare cultura, fare spettacoli, fare cose nel nostro territorio bisogna un pochino essere eroi. Esatto, e quindi chapeau a Paolo Spinello e ad Apogeo, chapeau a tutte le emittenti che lavorano nel territorio, chapeau a tutti i giornali e chapeau anche a Made in Polesine e Radio Diva. Ecco un po' a noi chapeau, sì, dai. E Radio Diva. Tiriamocela un po' se vogliamo. Dai, allora ci sentiamo tra pochissimo, perché questo era il penultimo argomento e tra un po' naturalmente affronteremo l'ultimo. Cari, è l'ultimo argomento di oggi della puntata di Made in Polesine. Parliamo di spiagge e confronti. Allora, confronti con le nostre, tra varie spiagge. Sappiamo che le spiagge dell'Adriatico partono più o meno da Trieste, arrivano praticamente a Santa Maria di Leuca. E diciamo che le spiagge che ci possono interessare a confrontarci sono quelle che vanno da Grado e magari vanno, non dico neanche a Rimini, parliamo dei lidi ferraresi. E domenica ho fatto una gita e sono andato a Grado. Grado, per chi non lo sapesse, è in provincia di Gorizia, è una spiaggia sul golfo di Trieste, molto bella, molto particolare. E cos'è che mi ha stupito? Innanzitutto che hanno una laguna, diciamo che l'habitat è molto simile al nostro, c'è praticamente Grado è un'isola, c'è un lungo isola per arrivarci, c'è appunto a destra e a sinistra delle lagune, assomiglia anche forse alla laguna di Chioggia, sai, sì. Tra Chioggia per andare a Padova eccetera. Però cos'è che ho notato? Innanzitutto che hanno una stagione molto più lunga delle nostre rispetto a Rosolina, che praticamente adesso lavora un 5% della sua potenzialità. Là c'era molta gente, molti stranieri, una spiaggia molto gradita da chi abita in Germania, in Austria, in Slovenia, essendo anche molto vicino a queste parti. Però quindi, facendo un confronto, quello che viene penalizzato rispetto al nostro territorio è che specialmente le spiagge di Rosolina Mare e anche del Delta hanno la difficoltà di fare la stagione lunga. Purtroppo, e l'hanno detto in molti anche durante i vari comizi che ho sentito, bisognerebbe portare che perlomeno a Rosolina Mare la stagione fosse di 9 mesi invece che solo 5 mesi, anzi forse anche meno di 5 mesi. Da noi è già finita praticamente. Praticamente da noi comincia il 15 di giugno e finisce più o meno a fine agosto, ed è molto poco, quindi capire perché loro riescono a far questo. Tra l'altro, confrontando la spiaggia che c'è nei nostri lidi e confrontando la spiaggia che c'è a Grado, per esempio, ripeto, sono stato a Grado, quindi discuto di questa, la nostra ha 10.000 volte migliore, c'è più sabbia, c'è più litorale, là non capivo se c'era mare o c'era laguna, mi sembrava di essere, sai quando c'è la bassa marea proprio in laguna di Chioggia, uguale, proprio, mi ha stupito. Ciò nonostante c'era tanta gente. Cos'è un valore aggiunto di questa spiaggia, ma di quasi tutte le spiagge che vanno da Jesolo in su? Le piste ciclabili. Quindi la possibilità di chi ha una bicicletta di vivere le pinete eccetera è una cosa veramente interessante, fatta bene. Per esempio Grado aveva più o meno, penso, una trentina di chilometri di piste ciclabili, non sono poche. Sappiamo che hanno fatto una pista ciclabile a Jesolo che va da Cavallino a Jesolo, sono 12 chilometri. Vorremmo chiedere, siccome c'è questo progetto gigantesco che poi è abbastanza fattibile, cioè non ci sono investimenti da miliardi, però che uno perlomeno da Isamar o addirittura da Chioggia potesse arrivare senza passare per la Romea, con tutti i rischi che comporta, arrivare anche a Rosolina Mare, e da Rosolina Mare arrivare, non so, ai lidi del Delta, sarebbe possibile. C'era questo famoso progetto di fare un ponte ciclabile dove c'è la barriera contro il cuneo salino sull'Adige, quindi anche lì la spesa, i piloni sono già fatti, la spesa sarebbe limitata. Ciò nonostante non se ne parla, non si fa. Anche asfaltare per esempio la strada superiore di Rosolina Mare, che è ancora da asfaltare, è brutta, ci sono buche eccetera. Ecco, quindi questo sarebbe un piccolo consiglio. Quindi da una parte abbiamo delle spiagge che gli altri ci invidiano
e dall'altra parte dobbiamo invidiare gli altri per come riescono a gestire. Quindi ecco, tra l'altro, visto che abbiamo parlato anche di votazioni, se qualcuno capisse anche questo di chi sarà votato, non sarebbe male. Non sarebbe male, anche perché aumentare il flusso di turisti nelle nostre zone vuol dire un beneficio per tutti i paesi, non solo per Rosolina, Porto Tolle, ma anche per Taglio di Po, per Portoviro, per Adria, eccetera. Sì. Quindi sarebbe sicuramente un valore aggiunto questo qua. Caspita, un valore aggiunto. Noi siamo già penalizzati con una Romea che fa veramente schifo. Cioè, la Romea è uno dei grossi handicap per quanto riguarda lo sviluppo del nostro territorio. Se poi non ci aggiungiamo che potremmo fare le piste ciclabili, sai che c'era anche quel progetto che ci aveva parlato l'ex sindaco di Rosolina di fare la strada ferrata che arrivasse da Verona a Rosolina senza problemi, e Chioggia, quindi con la possibilità di caricare biciclette, motorini, eccetera. Esatto, sì. Quindi ci sarebbero 2 o 3 cose da fare che secondo me non necessiterebbero di grossi investimenti, ma questa è un'altra storia. Quindi nel confronto potremo vincere, nel confronto invece perdiamo. Esatto, sì, perché mancano le strutture, le infrastrutture perché mancano forse le idee, non so, forse la progettualità. C'era un mio amico che diceva manca la vision. La vision? Manca la vision. Qua rende molto bene l'idea. Sì, manca la vision. Allora, dai, abbiamo così esaurito i nostri argomenti. È vero, dovevi aggiungere qualcos'altro? No. Abbiamo finito, mi dispiace solo che, come sempre l'abbiamo detto, da 320 puntate noi siamo la Cenerentola, però delle volte dobbiamo capire che siamo anche Cenerentola a nostro malgrado, forse perché, ritornando al post di prima, visto che facciamo tutto un link di quello che abbiamo detto fino adesso, il discorso è che vogliamo sempre bassi, vogliamo sempre mai tirarci da questo qua, invece è sbagliato. Poi alla fine, come si dice, dice anche il detto, insomma, ognuno ha quello che si merita. E ognuno ha quello che si merita. E questa è la conseguenza. E ti aggiungo anche che la differenza la fanno le persone. Ci sentiamo tra poco per i saluti finali. Abbiamo concluso anche la puntata di oggi, anche questa è veramente volata, questa oretta scarsa che trascorreremo insieme durante il fine settimana. Tra musica e facezie varie. Facezie, soprattutto facezie, ecco qua. È volata, veramente. Dai, noi ci sentiamo comunque ancora una volta la prossima settimana, come sempre su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV. Vedremo eventualmente di spostare l'orario. Bravo. Ma soprattutto volevo dire, andate a votare. Chi deve votare vada a votare. Ecco. È l'unico strumento che abbiamo noi miseri mortali per poter cambiare le cose. Almeno a volte proviamo. A volte succede che andando a votare si cambia qualcosa. A volte io ho preso una delusione le ultime votazioni nazionali, però dai, ma questa è un'altra storia. Ne parleremo anche di questo. Ci sentiamo la prossima settimana, come sempre, da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Ti auguro di un buon fine settimana. Il nostro classico countdown: 3, 2, 1. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.